Ducale riprende l'attività, il più importante museo civico veneziano riapre in giornate che hanno visto la ripresa dell'attività anche in altri musei statali e privati presenti in città. Stop alla mobilità tra regioni fino al 22 febbraio, ma per il presidente Zaia i confini andrebbero riaperti. Il governatore contrario invece alla proroga delle lezioni a scuola fino a fine giugno. Firmata un'ordinanza per limitare l'accesso di determinate strade e piazze del centro storico di Venezia Mestre al fine di evitare situazioni di assembramento in occasione del weekend di Carnevale. Giovedì grasso di Carnevale a dir poco anomalo in tempo di pandemia, mentre spunta l'idea di un carnevale estivo in piazza San Marco c'è chi non rinuncia a mascherarsi. Incontro nella sede di Confindustria Venezia per presentare la lettera indirizzata al presidente Zaia con la richiesta di risolvere le problematiche legate alla viabilità del Milanese. La Guardia di Finanza di Venezia ha intercettato a San Donà un furgone che trasportava 6 cuccioli di pastore maltese, erano pressati in uno scatolone senza cibo, acqua né aria. C'è chi non si rassegna a vedere Venezia vuota, i negozi sfitti, da qui parte la proposta ai proprietari di ospitare nelle botteghe opere d'arte anziché il nulla. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Dopo la chiusura forzata per coronavirus, anche il Palazzo Ducale di Venezia ha riaperto i battenti ai visitatori. Il più importante museo civico veneziano riapre in giornate che hanno visto la ripresa dell'attività anche di altri musei statali e privati presenti in città. Mancano pochi minuti alle 10:30. Fuori da Palazzo Ducale si è già formata la coda. All'interno le maestose sale di quello che fu il cuore politico di uno Stato che in 1100 anni di storia si affermò come una delle maggiori potenze commerciali e navali europee attendono l'ingresso dei primi visitatori dopo mesi di chiusura per coronavirus. Punta di diamante degli 11 musei civici veneziani, Palazzo Ducale riapre al pubblico al termine di un vivace dibattito cittadino. Nei giorni in cui riaprono hanno riaperto anche i musei statali e privati di Venezia. Ci tenevamo oggi a dare questo segnale importante di vita a Venezia. Venezia riparte. Che risposta si aspetta dai veneziani? Venezia è una città forte, coraggiosa e resiliente e quindi mi aspetto una grande risposta dai veneziani, perché questi sono i salotti dei veneziani, ma siamo tutti veneziani in questo momento. Alle 10:30 in punto si spalancano i portoni. Dopo la misurazione della temperatura, i visitatori devono anche passare attraverso un metal detector, giusto per ricordarsi che il coronavirus non è l'unico problema di questi anni. Le sale iniziano timidamente a popolarsi ed è curioso che tra i primi a rivelarsi sensibili al richiamo del Ducale ci siano diversi tra quelli che potremmo definire i nuovi veneziani. Voi siete veneziani da poco tempo, da dove venite? Dalla Baviera, vicino Monaco. Perché avete deciso di trasferirvi a Venezia? Perché Venezia è per noi è la città più bella del mondo. Io credo è molto importante la cultura, i musei, il teatro. Di dov'è lei? Io sono brasiliana. Abita a Venezia? Vivo a Venezia da 6 anni. Perché ha deciso di venire qui oggi? Perché sarà il primo giorno che questo bellissimo palazzo è aperto e credo che lui deve essere aperto anche per noi che siamo cittadini, che viviamo in questa città, perché lui fa parte della nostra storia. L'ha infastidita le polemiche politiche che hanno accompagnato questa riapertura? No, non mi infastidisco, guardi, io ho notato tanta passione e tanto amore per questa città e per questi musei. Come le ripeto, io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, sono prontissima a sedermi a qualsiasi tavolo per poter immaginare un turismo diverso che abbia a cuore il bene di Venezia. Diversi politici e gli amministratori locali presenti questa mattina in piazza San Marco, sentiamo. Annunciata dal Comune come possibile ad aprile e poi arrivata a febbraio, la riapertura di 2 delle 11 sedi dei musei civici di Venezia è stata per settimane al centro di un vivace dibattito politico. Alla riapertura di Palazzo Ducale non c'è una rappresentanza né della giunta comunale né dei consiglieri di maggioranza, ma sono comunque diversi gli esponenti politici presenti, tutti di opposizione.
la soddisfazione al fatto che l'amministrazione abbia fatto una marcia indietro rispetto a quanto dichiarato e quindi alla chiusura totale fino ad aprile. È importante quindi certamente le nostre proposte, ma anche la mobilitazione cittadina e mondiale che c'è stata ha funzionato. Certamente non basta. Tra chi attende di entrare al Ducale c'è anche il gruppo di Tutta la città insieme. Nei volantini che distribuiscono ai passanti si legge questa domanda: i musei civici sono un'attrazione per i turisti o un servizio per i cittadini? Questa apertura così estemporanea significa proprio una mancanza totale di programmazione e di capacità di guardare il futuro. Aprire 4 giorni a Carnevale significa proprio non aver capito che è una realtà, quella dei musei, che non può avere uno stop, una pausa, una parentesi, ma deve essere continuativa per tutta la città e per i cittadini. Poco distante è pronta ad entrare anche una rappresentanza dei consiglieri di maggioranza della Municipalità di Venezia, l'unica in cui il polo che sosteneva Brugnaro ha perso le elezioni e si trova all'opposizione. La chiusura dei musei, secondo noi, fino al 1° aprile è stato un grave errore per la città. Questa municipalità è veramente convinta che la città debba vivere con i musei, la cultura e trasmettere l'immagine nel mondo della propria storia, che è connessa e legata al turismo, allo sviluppo e a tutto ciò che la città rappresenta nel mondo per noi. Il futuro dei musei civici si inquadra per molti in un tema più ampio, il bivio in cui si trova Venezia tra il tornare ad essere una capitale culturale o rimanere la capitale del turismo di massa conosciuto negli ultimi anni. Bisogna ripensare a un nuovo modello di offerta anche culturale e di offerta anche dei nostri musei per attirare quei visitatori che sono più consapevoli e che quindi vogliono visitare la nostra città consapevolmente e visitando le nostre bellezze. Stop alla mobilità fra regioni fino al 22 febbraio, di questo ma anche di altro si è parlato oggi nel punto stampa del governatore Zaia, sentiamo. Se mi chiedete la mia posizione tra aree con zone dello stesso colore giallo, penso che ormai sia scontato che si possa andare verso un'apertura del confine regionale. I dati di oggi, con 1.708 ricoveri totali, dei quali 107 terapie intensive, sembrano confermare la permanenza del Veneto in zona gialla. A cambiare avrebbe potuto essere invece dal 15 febbraio la mobilità tra regioni, tema sul quale oggi il governatore si è espresso favorevolmente, salvo poche ore dopo vedere confermata la volontà di altri governatori regionali con la chiusura dei confini almeno fino al 22 febbraio. Ancora per 10 giorni dunque non si potrà uscire dal Veneto senza giustificato motivo. Contrario invece il governatore alla possibilità di prorogare le elezioni per tutto il mese di giugno, come da ipotesi trapelata dal nuovo esecutivo di Draghi. Se passasse questo principio vuol dire che certifichiamo che la DAD non è servita a nulla. Intanto anche il Veneto è in attesa del provvedimento governativo che dovrà decidere per l'apertura o meno degli impianti sciistici per il 15 febbraio. Stiamo preparando l'ordinanza, fermo restando che dovremo avere la conferma se si apre o no. Sulla ripartenza degli impianti decisiva la posizione del governo, contro la quale Zaia afferma di non potere nulla. Sui vaccini invece afferma si va avanti. Se esiste un mercato parallelo in cui comprare sarebbe una colpa non cercarli. Io vedo questo scenario, che da qui alle prossime settimane intravedo un mercato sempre più libero, perché sto vedendo un'escalation di proposte, di contatti che ormai riguarda anche persone di seconda, terza, quarta mano. Ai veneti però Zaia chiede di non farsi illusioni. È una strada, diciamo, che per noi non nota, che stiamo iniziando a intraprendere e siamo arrivati appunto alla richiesta di un'offerta. Se ci mandano l'offerta vi dico: ragazzi, questa è l'offerta, adesso se non ce la mandano vi dirò: ragazzi, hanno chiacchierato tanto per nulla. Secondo la comunicazione di ieri sera, dalla Commissione europea non è arrivato alcuno stop decisivo, motivo per cui Zaia conferma di voler andare avanti scremando le offerte che quotidianamente la Regione sta ricevendo anche dal mercato extraeuropeo. Di proposte ne arrivano tante. Scartate quelle che sono poco sostenibili o parlano di vaccini che non sono autorizzati, ne sono rimaste un paio che il dottor Flor sta scandagliando in maniera più profonda. Confermo che abbiamo chiesto per iscritto che ci venga formulata una proposta scritta, quindi una base contrattuale.
E sono 756 nuovi casi di persone positive al Covid in Veneto nelle ultime 24 ore, 29 i decessi, di questi 6 si sono verificati in provincia di Venezia, mentre sempre nel veneziano sono 147 i nuovi positivi. È stata firmata oggi un'ordinanza per la limitazione dell'accesso di determinate strade e piazze del centro storico di Venezia al fine di evitare situazioni di assembramento in occasione del weekend di Carnevale. Da domani a domenica 14 febbraio dalle 15 alle 21 la polizia locale regolerà l'accesso in alcune zone della città. Le zone sulle quali si potranno verificare le restrizioni sono a Mestre, Riviera 20 settembre, vie limitrofe, Piazzale Donatori di Sangue, Calle Giovanni Legrenzi, a Venezia, il Sestiere di Canareggio, Fondamenta degli Ormesini, Fondamenta della Misericordia e poi nel Sestiere di San Polo, Campo San Giacomo, in Vulgos Campo San Giacometto, Campo della Naranseria, Campo Cesare Battisti, Giabella Vienna e Calli e Portici limitrofi. Infine nel Sestiere di Dorso Duro, Campo Santa Margherita e Calli Ponti e Campielli limitrofi. Verrà garantito in ogni caso l'accesso ed il deflusso agli esercizi commerciali e alle abitazioni private. Quello di oggi è stato un giovedì grasso a dir poco anomalo in tempo di pandemia. L'appello dell'assessore Mar è comunque rivolto ai veneti. Sentiamo. Io auguro a tutti i cittadini veneziani, ai cittadini veneti che vorranno venirci a trovare in questi giorni e che vorranno accedere ai nostri carnevali online di poter comunque godere della bellezza di questa città che viene raccontata anche in pillole nei nostri canali social. È certamente un giovedì grasso a dir poco anomalo quello di oggi a Venezia. L'assessore comunale alla promozione del territorio Paola Mar si rivolge comunque ai veneti affinché nel rispetto delle norme vengano comunque a visitare Venezia. Un carnevale quest'anno diverso ovviamente per le questioni pandemiche, però un carnevale anche che riporta alla tradizione, all'emozione attraverso la digitalizzazione. Siamo stati abituati nel corso di quest'anno a interfacciarsi in maniera diversa e anche questo carnevale lo sarà. Fatto, secondo l'assessore, tutto il massimo possibile in questo momento. Siamo felici perché siamo comunque riusciti a fare degli eventi culturali, degli eventi per ragazzi, l'elezione della maschera più bella, l'elezione delle Marie. Nella tradizione abbiamo cercato l'innovazione in base alle contingenze. E spunta l'idea anche di un carnevale d'estate, sulla quale è al lavoro la società Vera. Credo ci possa stare, possa essere anche molto utile, ovviamente dipenderà poi dai contenuti che si daranno a queste iniziative. Noi attendiamo indicazioni dall'amministrazione comunale che so è molto attenta anche a quanto viene da questo territorio e dagli organismi anche imprenditoriali. E pochissimi visitatori ed ancor meno maschere in piazza San Marco. Vediamo com'è andata. È giovedì grasso, ma non sembra. Non bastava il coronavirus. In una giornata dal tempo instabile ci si sono messe anche la pioggia e un po' di acqua alta. E persino in piazza San Marco, tra saracinesche abbassate, in alcuni casi da mesi, è difficile incontrare qualcuno vestito in maschera. I pochi temerari che lo hanno fatto sono subito circondati da fotografi. Di dove siete? Di Vicenza. Io di Venezia. Cioè, siete stati più coraggiosi della pioggia. Eh sì, il carnevale non deve morire, per cui deve essere sempre vivo, anche col Covid, secondo me. E quante maschere avete visto in giro? Quante maschere abbiamo visto? Bah, io e lui intanto. I costumi ve li fate voi? E questo è tutto un costume fatto tutto da me, maschera compresa. Poco dopo i due amici vicentini fanno la conoscenza della terza ed ultima maschera presente in piazza San Marco a mezzogiorno del giovedì grasso 2021. Di dov'è? Io vivo qui a Venezia, originaria albanese. Lei è una delle poche che ha osato sfidare il tempo oggi con la maschera. Perché no? È la prima volta che mi godo Venezia in un periodo in cui non ci sono i turisti, perché io vivo qua da 5 anni. Questo costume chi gliel'ha fatto? È una bella domanda. Questo costume in realtà arriva dalla Russia. Sì, confezionato ad hoc.
Sicuramente queste non sono le uniche maschere in giro per la città, ma per un attimo il giovedì grasso del Carnevale di Venezia sembra essere contenuto tutto in questi 20 metri, accanto a 2 bancarelle di maschere, i cui titolari non esultano certo per le vendite odierne, e ad un gruppo di fotografi amatoriali trevigiani arrivati in laguna armati di teleobiettivo con ben altre aspettative. Avevo un contatto con 2 o 3 maschere, ma non sono arrivate e purtroppo... Alla fine quante ne ha fotografate? 2, 3. Non hai soddisfatto? No. Ma lei non ha pensato di vestirsi lei? No, mai io. Viabilità del Miranese, le criticità al centro di un incontro oggi nella sede di Confindustria Venezia. Nel nostro territorio abbiamo un problema di viabilità sia per quanto riguarda la 515 sia per quanto riguarda le opere complementari del passante che vanno a interessare sia il centro di Salzano sia la zona industriale di Romegano. I comuni del Miranese e delle associazioni di categoria hanno inviato una lettera al presidente Zaia per chiedere la risoluzione delle problematiche legate alla viabilità locale e alla sicurezza stradale a Salzano e Noale. L'incontro nella sede di Confindustria Venezia. Siamo riusciti a presentare un documento che andrà al governatore Zaia dove chiediamo degli interventi viari. Questa è una cosa molto importante perché dimostra che il cittadino, assieme alle istituzioni, assieme all'amministrazione e ai vari enti di Confindustria e le varie associazioni, possiamo creare assieme, partendo dal territorio, una responsabilità sociale d'impresa. La richiesta è di adeguare il tratto SP38 compreso tra la variante ASR 515 e l'SP37 nei comuni di Noale e Salzano. Queste sono opere che vengono fatte per necessità, dovrebbero essere fatte per necessità, sono opere importanti, basta pensare che il traffico nella 515 che è interessata sono 50.000 veicoli al giorno. I 2 comuni avevano presentato una soluzione su via Mestrina che nell'ottobre del 2019 era stata approvata da Veneto Strade. Oggi ritengono sia fondamentale stilare il progetto definitivo e individuare la copertura finanziaria per l'esecuzione dei lavori che dovranno comprendere le diverse componenti di mobilità in un'ottica di pianificazione integrata, dalla circolazione ciclopedonale alle fasce di mitigazione e inserimento paesaggistico. Poco fa si è conosciuto l'esito della votazione del Movimento 5 Stelle al governo Draghi. Il sì ha vinto con il 59,3% dei votanti, il no il 40,7%. Sono stati 74.537 gli iscritti alla piattaforma Rousseau che hanno espresso il loro giudizio sul governo Draghi. Ed ora proseguiamo con la cronaca perché c'è stato un vasto incendio ieri sera a Olmo di Martellago. Vediamo. 350 metri quadri completamente bruciati. Sono ingentissimi i danni provocati dall'incendio alla carrozzeria Car 2000 di via Dosa Olmo di Martellago, avvenuto mercoledì sera. A fuoco la struttura, le auto in riparazione, il materiale depositato e la copertura del capannone distrutti. Le fiamme erano visibili da lontano e i vigili del fuoco sono giunti da Mestre e in rinforzo da Treviso e Rovigo, con 3 autopompe, 4 autobotti, un'autoscala, il carro aria e 25 operatori. Sono riusciti a circoscrivere le fiamme evitando il coinvolgimento delle 2 attività adiacenti. Stando alle prime verifiche sembra che il rogo possa essere partito da un forno di verniciatura, ma serviranno ulteriori approfondimenti per confermarlo. Nessuno comunque è rimasto ferito. Le operazioni di spegnimento e bonifica da parte delle squadre sono terminate intorno alle 4 del mattino. La Guardia di Finanza di Venezia durante un controllo stradale a San Donà di Piave ha intercettato un furgone proveniente dall'est Europa che trasportava 6 cuccioli di pastore maltese. Erano pressati in uno scatolone nel bagagliaio senza cibo né acqua e con poca aria. È stato attivato il servizio veterinario dell'ULSS che ha accertato l'assenza di microchip e l'impossibilità di certificare l'eventuale vaccinazione dei cuccioli, che sono stati posti in sicurezza e affidati alle cure dell'EMPA per ulteriori approfondimenti veterinari.
veterinari e procedere all'affido. 2 persone sono state segnalate alla procura per maltrattamento e abbandono di animali. C'è chi non si rassegna a vedere Venezia vuota e negozi sfitti. Da qui parte la sfida lanciata dai membri di Venezia.com. Scopriamo di cosa si tratta. Opere d'arte al posto delle vetrine vuote e tristi. On-off, presenze e assenze. È l'iniziativa partita dal mascheraio Gualtiero Dall'Osto, appoggiata dai membri di Venezia.com, da chi la città la vive e cerca faticosamente di lavorare ogni giorno. Una proposta per tutte le attività che hanno chiuso e che stanno morendo, in particolare nel settore dell'artigianato. Venezia.com sostiene con convinzione ed orgoglio questo progetto ed invita i proprietari di fondi che non hanno ancora aderito ad aderire, perché la cosa è veramente una bellissima idea. Tra lo spopolamento di Venezia, l'acqua alta di novembre 2019 e la mazzata finale dell'emergenza sanitaria a causa Covid, sempre più vetrine hanno abbassato le saracinesche. E per non far morire definitivamente una delle città più belle del mondo, la proposta di riempirle con l'arte sembra quella giusta. Tutti i proprietari di fondi sono invitati a sostenere l'iniziativa e a lasciare sfogo alla creatività. L'appello va anche alle istituzioni. Che le istituzioni ci sostengano per poter fare una bella e grande mostra finale di tutta questa iniziativa che ci ha dato molti riscontri e molte positività. La città si è manifestata e noi abbiamo cercato di essere testimoni di questa reazione. Spero che questa iniziativa sia da esempio anche per tante altre persone, tanti altri proprietari di vetrine, di negozi che possano cercare di abbellire la città e renderla viva in questo periodo triste, ma che spero passerà presto. Ed è tutto da Venezia, grazie per essere stati con noi, a tutti un buon proseguimento con i nostri programmi, ci salutiamo con le previsioni del tempo, arrivederci. Bentrovati al meteo. Aria fredda proveniente dalla Russia raggiungerà l'Italia. Il tempo sarà stabile, ma avremo un brusco calo termico sul nostro territorio. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto la giornata di venerdì 12 febbraio sarà asciutta, non sono attese piogge particolarmente degne di nota. Il cielo però si presenterà piuttosto nuvoloso e coperto, anche se al pomeriggio non si escludono delle parentesi maggiormente soleggiate. Forte vento di bora sulla pianura e nelle aree costiere. Temperature, come detto, in sensibile diminuzione, con la colonnina che potrebbe portarsi su valori davvero pungenti, minime sotto zero praticamente ovunque, massime non oltre i 3 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il contesto sarà lo stesso, sempre tempo stabile con maggiore presenza di sole qui. Il cielo si presenterà al massimo poco nuvoloso. Temperature minime sui -5 - -2 gradi, massime intorno a 1-2 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà simile, con un ampio soleggiamento, salvo per locali addensamenti, ma saranno del tutto innocui. Temperature minime intorno ai -6 gradi, massime invece di poco sopra lo zero. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento.